Benvenuti allo stadio Dottor Russo di Aragona. Oggi per il calcio femminile abbiamo Trento-Veneto. Siamo allo stadio Dottor Russo di Aragona, una cittadina in provincia di Agrigento. Per il torneo delle regioni della Sicilia 2025, ecco Trento-Veneto. Tutto è pronto per la partita del girone B. Adesso ascolteremo a breve l'inno d'Italia, l'inno dei Maveli. Quindi tutto pronto per questa partita con Veneto e Trento che si affronteranno in questa rassegna. Il calcio femminile è in grande ascesa in Italia ed ecco qui le formazioni del Trento con la rosa composta da Boiengo, Aracena, Borghesi, Guaini, Pulla, De Portoli, De Pellegrini, Giovannini, Girardi, Grassi, Ziliani, Leali, Lutti, Pagnoni, Pellegrini, Pintarelli, Carazzini, Vescovi e Zenotti. Invece la rosa del Veneto è composta da Fontana, Aldofatto, Brigiotti, Carraro, Coccato, Costantini, Dallago, Temuri, Fand, Grossi, Guizzo, Bianchi, Marchesin, Martinuzzi, Pasquali, Perini, Poli, Sensi, Collardo e Trevisani. Le squadre si stanno salutando tra di loro con il classico momento di fair play. Questa è una manifestazione sportiva promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti e si disputa in Sicilia. In particolare oggi siamo ad Aragona, in provincia di Agrigento, allo stadio Totò Russo. Ecco che i guardianini controllano le porte come da prassi. Si sono disputate oggi già le partite in questo stadio tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, categoria Under 15 e categoria Under 17. Entrambe le partite sono concluse con il risultato di 1-1. Il Veneto si schiera con le magliette di color bordeaux, mentre il Trento avrà il celeste come colore delle proprie magliette. Le due squadre si stanno schierando in campo. Una rassegna particolare, quella del calcio femminile, in grande ascesa negli ultimi anni. Si caricano le squadre di Trento, prontissime per questa partita. Il Veneto attacca da sinistra verso destra, il contrario invece per il Veneto. Tutto pronto per il calcio d'inizio. L'arbitro controlla l'orologio. Siamo pronti a partire. 40 minuti? 40. Tu hai formazione? Ed ecco siamo partiti qui con la palla del Veneto.
che va avanti, le calciatrici cercheranno di vincere questa partita e allora va il Trento. Ancora avanza a centrocampo con il numero 3 Borghesi anticipata in maniera sontuosa da parte della calciatrice veneta. Ancora il numero 10 Girardi perde palla, la palla va in rimessa laterale che batterà il numero 17 Giorgia Sensi, classe 2005. No, dalla palla a Elena Poli, va ancora il rinvio da parte delle calciatrici venete che cercano e tentano l'attacco, va in velocità, fermata però dal numero 17 Pintarelli. Ancora la palla è gestita a centrocampo, il passaggio va all'indietro, si riparte la difesa, tenta lo scambio verso l'esterno, però viene anticipato sempre dalla formazione veneta. Bellissima giocata, però poi fermata dalla formazione trentina. Ancora si tenta il lancio, però può controllare tranquillamente il portiere Bianchi, numero 12 del Trento, estremo difensore titolare di quest'oggi. Ancora riparte da dietro il Veneto con la palla sull'esterno, avanza con un bel passaggio il Veneto con il numero 8 De Muri, attenzione, punta l'aria, la mette in mezzo, azione molto interessante da parte del Veneto con la palla messa in mezzo, rimessa laterale che sarà a favore della formazione trentina che si appresta a battere questa rimessa laterale. Ancora verso il numero 10 Girardi, Isabella Girardi, classe 2005 dell'Unione Sportiva Riva del Garda. Perde la palla, adesso la palla è sempre in gestione del Veneto con il numero 17 Elena Poli che gira verso il numero 8, parte il tiro interessante ma troppo debole, la palla è bloccata tranquillamente dal portiere Bojenko. Bojenko si appresta a far partire il suo rinvio. Rinvio forse fin troppo lungo che infatti va direttamente sulle braccia dell'altro estremo difensore Bianchi che è pronto a fare ripartire l'azione del Veneto. Ora va il Veneto con la partenza dal basso, parte dal basso con il numero 20 Trevisan che la gira subito per il 19, lottano le calciatrici. Allora, il numero 10 Girardi gestisce il pallone, va col dribbling, fallo da parte di Perin e quindi calcio di punizione a favore del Trento. Partita in questi inizi, partita molto forte, le forze in campo sembrano essere equilibrate. De Pellegrini è pronta con il calcio di punizione, batte il calcio di punizione De Pellegrini, la palla va in mezzo, palo da parte del Trento, ci riprova e la palla finisce fuori, occasione ghiottissima da parte del Trento che direttamente dalla calcio di punizione ha preso un palo clamoroso, incertezza del portiere qui del Veneto, ma la traiettoria è stata piuttosto strana. Sfiora il gol il Trento direttamente da calcio di punizione. Adesso il Veneto è pronto a ripartire con il rinvio piuttosto corto, ancora il numero 7 Delago va avanti, rinvio da parte del Trento che è pronto a ripartire, bellissimo qui l'aggancio da parte del numero 7 De Pellegrini, va avanti, avanza il Trento, bellissima qui l'avanzata dell'esterno, palla in mezzo, rinvia la difesa veneta che si difende dagli attacchi del Trento. Adesso partita decisamente a favore dei celesti che stanno attaccando con una forza abbastanza importante. E allora va il Veneto che cerca di gestire il pallone, va sul fondo linea, palla per la calciatrice veneta che però sbaglia e quindi la palla va nella disponibilità
e il Trento che però sbaglia. Si partirà dunque con una rimessa laterale a favore del Veneto. Va per il numero 8 Veneto, De Muri, che sembra essere il fulcro di questa squadra. Cerca l'avanzato il Veneto con il colpo di testa da parte di De Muri. Cerca il Trento di difendersi, ecco qui lo sprint da parte della calciatrice veneta De Pellegrini, che però non va a buon fine, anche se la palla va a finire nelle disponibilità del Veneto con il numero 11 Guizzo, che cerca il Guizzo, cross in mezzo, bellissima la sfonda, tenta il colpo di testa, rinvia poi in seguito il Trento, ma la palla è ancora nei piedi del Veneto, palla per l'esterno che tenta lo scambio, non è riuscito, e allora la rimessa laterale a favore del Trento. Palla ancora per il Trento che cerca di ripartire dal basso, sbaglia qui la numero 9 Giovannini, che regala una rimessa laterale che batterà il numero 17 Poli va in mezzo con il Trento che conquista un rinvio dal fondo, offensiva poco efficace in questo caso da parte della formazione veneta. Riparte da basso il Trento con il difensore centrale che cerca l'avanzata, adesso lo scatto con un aggancio straordinario da parte della calciatrice veneta, tenta il tiro, forse un po' troppo, Belleitario, controlla abbastanza bene Bianchi, portiere classe del 2007, che rinvia. Ancora il Veneto che cerca di avanzare con il numero 19 ancora Trevisan allarga benissimo per Guizzo la mette in mezzo, sbaglia però l'aggancio, la calciatrice del Veneto, allora che può ripartire il Trento. Ancora con il numero 19 il Veneto tenta l'assalto, fase piuttosto confusa, ancora il Veneto reclamano un fallo, non c'è nulla, dice l'arbitro. Allora va sull'esterno, il Veneto tenta l'attacco, però qui il portiere Bojenko, che adesso cerca di far rifiatare le sue compagne di squadra. Fase in cui il Veneto sta spingendo un po' di più rispetto al Trento, ma la partita è ancora sullo 0-0. Rinvio da parte del portiere del Trento, che sembra avere un rinvio piuttosto poderoso. Adesso De Pellegrini attacca, la mette in mezzo, palla troppo lunga però per l'attaccante trentina. Quindi la palla si perde sulla rimessa dal fondo, che sarà battuta da Bianchi. Entrambe le squadre stanno tentando di siglare il primo gol di questa partita però ancora ferma sullo 0-0. Chissà che non possa essere sbloccata come le partite precedenti da parte di un calcio d'angolo, una palla inattiva, rinvio corto del portiere del Veneto con il Veneto che cerca di arrangiarsi, ma perde palla. La prima costruzione da basso non ottima da parte del Veneto, con Trevisan che perde palla e quindi riparte Giovannini dalla rimessa laterale. Ancora perde palla ma poi lo riconquista Girardi cerca di fare tutto da sé, la rimette in mezzo, il Veneto però riesce a riconquistare il pallone, aggressione da parte del Trento ed ecco l'arbitro che richiama il fallo a favore del Trento, con De Pellegrini prontissima a battere questa punizione dalla metà campo. Parte De Pellegrini, la mette in mezzo, attenzione libera il numero 19, parte il tiro,
Bella parata da parte di Bianchi, che adesso fa ripartire subito le sue compagne di squadra, ma riconquista subito palla il Trento, parte il tiro, palla che esce, rispondono colpo su colpo le calciatrici che stanno battagliando sul terreno di gioco. Ancora il Veneto che tenta di ripartire dal basso con palla a Trevisan cerca di smarcarsi, va lungolinea, bravissima qui Trevisan che se ne va da sola, però sbaglia il passaggio e il Veneto adesso ha l'occasione di ripetere un'azione offensiva recuperando il pallone con la ripartenza dal basso. Adesso la palla va verso il calcio di verità, però recuperata da De Pellegrini che sbaglia tutto però e regala la rimessa laterale alla squadra veneta. Indicazioni degli allenatori Genta e Marinaro. Ancora il Veneto richiama il fallo, i tifosi e l'allenatore, però per l'arbitro non c'è nulla, prosegue il match con il Trento che scaraventa la palla in rimessa laterale con la formazione veneta pronta ad andare offensivamente. Ancora si libera lungolinea, attenzione, parte il tiro, parata da parte di Bojenko. Pronto al rinvio Bojenko, che rinvia verso le proprie compagnie di squadra, ma anticipata il numero 10 Girardi che riesce ad impossessarsi del pallone. Brava qui però la giocatrice veneta, anche la giocatrice trentina che però perde la palla, deve essere in due a fermarla, fermata da Trevisan, ed ecco quindi che Giovannini riprende il gioco, sbaglia però la rimessa laterale regalando il pallone al Veneto che riparte in contropiede con Sensi. Attenzione, rinvio da parte del Trento, adesso la palla a Tollardo. Tollardo cerca di andare indietro sbagliando e quindi la palla per Pagnoni che però si fa anticipare da Pasquali che riesce ad andare via, però regala la palla, attenzione, no, fischio dell'arbitro, fallo a favore del Trento. Riparte il Veneto con il numero 18 Sensi per l'11 Guizzo va per via centrale, ancora avanzata del Veneto con la bella giocata, poi vanificata da un passaggio sbagliato da parte della calciatrice veneta. Parla nelle disposizioni di Bojenko. Ancora Bojenko cerca di ripartire il Trento con una nuova azione offensiva, lancio lungo, sembra aver controllato il difensore del Veneto che però perde la palla e dunque Sombrero tentato da De Pellegrini che forza un po' troppo e regala la rimessa laterale al Veneto. Sbuca il sole qui ad Aragona, l'impianto Todorrusso è un impianto all'avanguardia e ospita oggi 4 partite del torneo delle regioni. Intanto adesso il Trento riconquista il pallone con Borghesi, avanzata con il colpo di testa da parte di Pagnoni, la palla con un aggancio che non è riuscita e quindi va l'avanzata del Veneto con Poli va dall'altro lato per Guizzi, attenzione, parte il tiro,
Va De Muri, ancora De Muri, si ferma, la mette in mezzo, Trento cerca di spazzare il pallone e sbaglia qui il passaggio. La calciatrice del Trento regalando la rimessa laterale al Trento. Partita a reti bianche che però stanno dando diverse emozioni con alcune occasioni da parte di entrambe le squadre. Nessun tiro in porta fino adesso, ma un palo colpito dal Trento direttamente su punizione nei primissimi minuti di gioco. Adesso va il Trento che cerca l'avanzata, adesso palla a Poli, Poli che la gira verso l'esterno, De Mura, attenzione. Conquista palla il Veneto che vuole ripartire in contropiede. Va con Pagnoni punta agli avversari, ancora Pagnoni, attenzione Pagnoni, bellissima giocata, parte il tiro. Bellissima giocata di Pagnoni che ha tentato il gran gol. Bella giocata che però si conclude con un nulla di fatto. Il Veneto è di conseguenza pronto a far ripartire il gioco con la palla lunga a cercare le punte. Adesso la palla verso Guizzi per De Mura, ancora Guizzi, cross in mezzo, bellissimo e non ci arriva sul secondo palo. Ancora il Veneto insiste con Trevisan che però viene fermata. Adesso Borghesi. Ancora il Veneto con la propria azione offensiva. Poli la mette in mezzo, ecco qui che spazza il Trento. E allora Sensi insiste. Rinvia il pallone il Trento con la palla verso Bianchi che fa ripartire l'azione del Veneto dal basso con Pasquali che la dà per vie centrali, con Trevisan che la gira sull'esterno, manovra avvolgente del Veneto che però sbaglia questo passaggio, palle per vie centrali adesso. Un po' di confusione, ma ne esce vincente la calciatrice del Trento che però vanifica il recupero e regala la palla di nuovo al Veneto che adesso avanza sempre con Pasquali con la bella palla verso Tollardo, ancora va via Tollardo, fermata però, anzi no, va bravissima Tollardo per Perin, la mette in mezzo, ribattuta. Ancora palla per Poli, rimessa laterale a favore del Veneto, cross in mezzo di Trevisan, bel cross che però viene contrastato dalla difesa del Trento. Ancora Dallago, cross in mezzo di Dallago, bomba posizionata alla difesa del Veneto, insiste però Trevisan, ancora Trevisan la vuole mettere in mezzo con il piede debole, però la palla ancora a disposizione del Trento. Ancora il Veneto attacca con Guizzo, cross in mezzo, palla verso la palla, gol del Veneto, un'azione piuttosto confusa, porta in vantaggio il Veneto, esulta De Muri. E quindi va in vantaggio il Veneto con un'azione piuttosto confusa. La partita era piuttosto equilibrata, ma negli ultimi minuti il Veneto ha spinto
fino a raggiungere il vantaggio. Ancora il Trento che cerca l'avanzata con Pagnoni, ancora Pagnoni, perde palla però. Palla verso il numero 16 Perin ancora la disponibilità per Guizzo, ancora Guizzo, cross in mezzo, sempre bello, palla sul secondo palo, parte il tiro sbagliato da parte di Perin. Guizzo sta mettendo paura alla difesa del Trento con i suoi cross e le sue sovrapposizioni, le sue ottime azioni, e il Veneto tenta di raggiungere il raddoppio andando sul 2-0, ma il Trento non demorde e quindi riparte con la palla verso Girardi. Girardi vorrebbe punturare l'uomo, ancora Girardi, bravissimo però qui Poli che non fa passare Girardi. Adesso palla per Giovannini. Giovannini batte la rimessa, bellissimo tackle qui da parte delle giocatrici, parte il tiro di De Pellegrini che finisce sul fondo, palla troppo alta e lenta. 1-0 dunque per il Veneto che ha trovato il vantaggio, seguito di un cross protagonisti assoluti di queste partite di oggi al Totò Russo di Aragona. E allora va il numero 19 Tollardo che riesce a girarla a Trevisan va indietro, riparte il Veneto con la sua manovra, ancora dal Lago, palla indietro, il Veneto la gestisce, ragiona, bellissimo qui l'aggancio da parte di Tollardo che subisce fallo da parte di Scarazzini. Quindi partita che riprenderà con una punizione a favore del Veneto che in questa fase sta decisamente facendo di più e meritando il vantaggio. Partita molto bella tra le due compagini. Allora la allarga verso il numero 17 Poli va via, si lascia cadere, per l'arbitro non c'è nulla, si lamenta l'allenatore del Veneto, Carlo Marinaro, richiede il fallo ma per l'arbitro non c'è nulla. Partita molto avvincente, il livello del calcio femminile si conferma di ottimo livello, con le due squadre che stanno battagliando. Ancora il Trento stoppa la palla, Pagnoni che la gira per la sua compagna, ancora De Pellegrini avanza, vuole andare verso l'esterno, ancora, ma si ferma qui, bravissima Trevisan che fa ripartire il Veneto, che va per vie centrali, ancora Tollardo che viene fermata attivamente dalla calciatrice del Trento, ancora Perin dà la palla a Tollardo, viene fermata da Pintarelli che concede il calcio d'angolo alla formazione veneta, che sta forzando certamente per trovare il raddoppio che permetterebbe di andare su 2-0 e di mettere un bel punto su questa partita. Livello molto alto del calcio femminile quest'oggi. Adesso si appresta Trevisan a battere questo calcio d'angolo, palla in mezzo, va col colpo di testa il Veneto che però non riesce a trovare lo specchio della porta. Si riparte dunque da Bojenko. Per
i difensori che tentano di ripartire, ancora colpo di testa da parte della Calciagirige Veneta, con la rimessa laterale a favore dei trentini, delle trentine. Ancora l'avanzata del Veneto con la sua bellissima manovra per Perin, Perin avanza, Perin, ancora Perin, mette in mezzo Perin, altra bella azione da parte del Veneto, Bojenko riesce a bloccare il pallone, molto avvolgente la manovra del Veneto che sta disputando davvero un'ottima partita. Rinvia adesso Bojenko. Bojenko ancora per Girardi, attenzione, Pagnoni riesce a mantenere la palla in gioco, va via Pagnoni, bravissimo qui Trevisani, che però Trevisan ci va giù troppo duro, ed ecco quindi il calcio di punizione per il Trento, con una ghiotta occasione per mettere una palla in mezzo. De Pellegrini è incaricata della punizione. Trento tenterà di pareggiare questa partita dopo aver subito il gol dell'1-0. Ora va il Trento con la palla in mezzo, rinviato attivamente dalla difesa veneta. Sta disputando un'ottima partita anche dal punto di vista difensivo, ed ecco infatti l'allenatore del Trento che cerca di invogliare le proprie calciatrici. E allora l'avanzata del Veneto con Tollardo riesce a girarla per Trevisan la dà in mezzo, bellissima qua De Muri per Guizzo, ancora lei Guizzo esagera, ed ecco che il Trento può andare via in contropiede, palla in avanti per Pagnoni, fermata dalla difesa veneta. Davvero una bella partita con un livello molto alto. Adesso va il Trento, che però sbaglia con Pagnoni. Il Veneto pronto a ripartire con una rimessa laterale. Ed ecco con la palla che va avanti, ma sbaglia qui il tocco la calciatrice veneta. Di conseguenza ecco la rimessa laterale per il Trento. Batte il Trento subito verso Pagnoni. Attenzione, Pagnoni lotta, ma esce vincente la calciatrice veneta. Adesso va per via centrale il Veneto, palla verso Perin controlla il pallone, ancora Perin, palla in mezzo con il controllo da parte della calciatrice veneta. Tollardo la mette in mezzo, rinvia la difesa del Trento che riesce a difendersi in maniera ottima. E allora palla per Poli, ancora per Trevisan che la gira indietro per Sensi, ancora verso l'esterno, palla in mezzo, manovra avvolgente da parte del Veneto con il numero 8 che però viene fermato. Adesso riparte il Trento con un contropiede, passaggio però sbagliato, e dunque rinvio da parte del Veneto. Non ci arriva Perin che sorride, ancora lancio lungo intercettato dalla difesa veneta. Poli va indietro, riparte il Veneto per Tollardo la gira verso Perin,
ancora Perin, si gira, prende un colpo ma si va avanti, sbaglia il passaggio, allora qui l'occasione per Delle Pellegrini. De Pellegrini sbaglia però il passaggio e quindi intercettato da Poli, ancora Poli, palla per Guizzo, Guizzo, parte il tiro, bravissima qui l'estremo difensore del Trento, Bojenko, che fa la palla sua. Il Veneto sta veramente disputando un'ottima partita con delle manovre avvolgenti, dei meccanismi oleati. Rinvia adesso Bojenko. Perde la palla il Trento che vanifica il rinvio del suo portiere. La palla nelle disponibilità di Bianchi. Ancora Bianchi che fa riposare le sue compagne di squadra, si appresta a rinviare. Rinvia sull'esterno. Perin sbaglia lo stop ma c'è Trevisan, ancora Trevisan. Palla verso l'esterno per Guizzo, ancora Guizzo. Guizzo ragiona, palla che è una via di mezzo, però riesce il Veneto a conquistare il pallone, il rinvio da parte del Trento molto difficoltoso. Il pressing del Veneto si fa forsennato con Trevisan, protagonista assoluto di questo match, insieme a Guizzo e a Perin. Ancora va avanti con il Veneto che tenta l'attacco, Trevisan controlla per Tollardo avanza, tunnel di Tollardo, incredibile, però sbaglia il passaggio. Adesso può ripartire Girardi, che però sbaglia il passaggio, sbaglia anche il Veneto che concede un'occasione nella metà campo per ripartire al Trento, che però vanifica tutto con un passaggio lungo, fin troppo avventato. Quindi il Veneto riparte con tranquillità, Trevisan lascia Poli che gira verso Sensi, verso l'esterno, la classica azione del Veneto con Guizzo. Attenzione, vuole puntare la sua avversaria, ci riesce, la salta, la vuole mettere in mezzo, riesce a sventare il cross il Trento, ma il Veneto si fa di nuovo vivo dalle parti di Bojenko, con una partita veramente eccezionale fino adesso di Guizzo. Alice Guizzo, classe 2005, proveniente dal Nuovo Pordenone, cross in mezzo, seguito ad un calcio d'angolo, la palla è ancora della disponibilità del Veneto, però qui sbaglia Poli, cerca, finisce, no, manca un pallone. Ecco, adesso è arrivato il pallone. Si è pronti per iniziare con il Trento che parte dal basso. Palla verso l'esterno trentino che però viene fermato. Ancora il Veneto sbaglia qui la copertura difensiva con De Mura, però non riesce a sfondare. Ancora con De Pellegrini, attenzione per il colpo di testa della difesa veneta. Ancora il Veneto va via, non riesce a mantenere la palla in campo. La battuta Giovannini alla ricerca di qualche compagno a cui passare la palla. Ancora stop da parte di Girardi, stop irregolare, di conseguenza punizione a favore del rimessa laterale a favore del Veneto. Ancora
Trevisan gira verso la difesa con Sensi, che però sbaglia. Ancora il Veneto con Guizzo, palla centrale per Trevisan, ancora Trevisan, la dà verso l'esterno che la lascia passare di conseguenza per Poli. Poli mantiene la palla in campo, ancora Poli per Perin, attenzione Perin, bravissima Perin, li lascia andare, sventa la difesa del Trento. Senza indugio e conquista pure la rimessa laterale. Va il Trento, cerca di andare lungo linea, però sventato il tutto dalla difesa veneta che vuole andare ancora con Trevisan. Trevisan, lo spazio per Perin, attenzione Perin non riesce a metterla in mezzo, dove qui la difesa del Trento. Stanno facendo divertire queste ragazze. Fino adesso una delle partite migliori di quest'oggi qui ad Aragona, con un livello e un tasso tecnico davvero alto. Sbaglia qui il rinvio il portiere del Trento, rimedia tutto, la difesa ci aveva provato la Torlardo, non è riuscita a conquistare il pallone. Adesso è pronta a ripartire Bojenko, che la rinvia verso le sue compagne, però qui va De Muri, parte il tiro e gol! Ed ecco il 2-0 del Veneto con De Muri che sigla un bel gol. Non ha potuto far nulla il portiere, bravissima qui De Muri, che ha sfruttato l'incertezza della difesa trentina, ed ecco che il Veneto va sul 2-0, risultato fino ad ora molto meritato. Una manovra veramente bella da parte del Veneto nel corso della partita, è un 2-0 meritatissimo, sì, meritatissimo. Per non sbagliare, le rosse sono belle trentine, no? Veneto. Ecco palla per Perin, che però non riesce a conquistare il pallone, di conseguenza ecco la rimessa laterale a favore del Veneto. Si riparte dunque sul 2-0 per il Veneto, che sta meritando questo doppio vantaggio. Ancora Trevisan, Poli, ancora Trevisan si gira all'indietro verso Pasquali, ancora il cross in mezzo da parte di Poli, brava qui Bojenko è pronta a rinviare la palla, esce a vuoto il difensore del Veneto, ancora il Trento punta, cerca di puntare il proprio avversario per Pagnoni, gira verso De Pellegrini, tenta il tiro De Pellegrini, palla al lato, bella azione di De Pellegrini, tutto è inutile però, la palla finisce al lato. Il risultato rimane sul 2-0. Allora Pasquali, palla in avanti ed ecco il Veneto che riconquista di nuovo il pallone, il rinvio per verso Guizzo, è sempre un'ottima idea, attenzione Guizzo, la dà verso Perin. Attenzione Perin, vuole saltare e ci riesce, il suo avversario si ferma adesso, palla all'indietro verso Guizzo,
riesce a sventare l'azione offensiva del Veneto e la difesa trentina. Un minuto di recupero da parte, questa è la comunicazione da parte dell'arbitro. Ecco qui che il Veneto conquista l'ennesima rimessa laterale, veramente un doppio vantaggio venetato da parte del Veneto. Adesso se ne va Poli subito verso Tollardo la mette in mezzo, ma riesce a sventare tutto il Trento che tenta di partire in contropiede, palla verso le ali che subisce fallo. Pronto a battere la punizione il Trento. Tutto pronto per questa punizione battuta da Scarazzini, che la mette in mezzo verso la porta veneta. Ed ecco qui finisce il primo tempo, 2-0 per il Veneto.
pronti per il secondo tempo di questa sfida del girone B di calcio femminile Veneto-Trento. Il Veneto in vantaggio di 2 reti. Trento tenterà l'assalto in questo secondo tempo. Poli che la gira, ancora Trevisan dominante a centrocampo. Pasquali la gira verso il difensore per il terzino con il numero 13 Marchesin. Marchesin la gira per Guizzo che la mette in mezzo. Ancora Pagnoni che perde la palla, riconquista la palla il Veneto con Guizzo per De Muri cerca il dribbling, forse un po' troppo, però la palla è ancora in disponibilità. Brava qui Leali, classe 2003, a sventare l'azione veneta. Adesso la rimessa laterale battuta con il Trento che cerca di rinviare la palla. Ancora la palla riconquistata dal Veneto con Trevisan che la gira, riconquista il pallone. Ancora il terzino Trevisan la passa. Ancora Trevisan, bellissimo tocco di Trevisan che avanza, però viene fermata in seguito dalla formazione trentina che cerca di andare avanti con Pagnoni. Pagnoni la gira verso Bulla. Ancora Pagnoni, bravissima qui Pagnoni con un tocco di fino, conquista il calcio di punizione. Ecco il fair play tra Pagnoni e Dallago. Pronta per la battuta De Pellegrini, sempre incaricata delle punizioni. Ancora De Pellegrini pronta a battere questo calcio di punizione, andrà con la palla in mezzo, va in mezzo la palla sventata dalla difesa veneta. Ecco qui con il Veneto che recupera il pallone, Pasquali riesce a girarla alla sua compagna. Ancora l'avanzata da parte del terzino, Guizzo, scambio meraviglioso, triangolazione molto bella da parte della squadra veneta. Ancora Marchesin la gira verso Guizzo che però la va in mezzo. Palla ancora nella disponibilità della squadra veneta con Sensi che la gira verso Dallago con la sventagliata. L'arbitro segnala fuori gioco. Si ripartirà dunque dalla punizione a favore del Trento, che in questi primissimi minuti sta subendo ancora gli attacchi da parte del Veneto con i suoi meccanismi oleati. Ancora il Trento che batte questo calcio di punizione con De Pellegrini che ha in disponibilità il pallone, palla verso l'esterno che vuole tornare indietro, sempre verso De Pellegrini. De Pellegrini tenta di rinviare, però la palla è recuperata dal Veneto con la palla messa in mezzo, non ci arriva nessuno. E adesso la palla verso Guizzo, la cross in mezzo, palla ribattuta, rimessa laterale. Sarà incaricata di questa rimessa laterale Marchesin. Veneto alla ricerca del terzo gol. Potrebbe mettere la pietra tombale in questo match.
2 gol di scarto fino adesso da parte del Veneto, entrambi nel primo tempo. Ancora Marchesin la mette in mezzo, stacco di testa, ecco che esce fuori il Trento con De Muri che pressa, però va via il Trento con un'azione, un potenziale contropiede con Borghesi. Borghesi però sbaglia il passaggio, sotto controllo con Poli il Veneto che cerca di andare avanti, scambiano le giocatrici tra di loro il pallone, ecco la palla per il difensore centrale che avanza, ancora De Muri autrice del secondo gol del Veneto, forse fin troppo spazio per De Muri che va da sola, ancora De Muri la vuole mettere in mezzo, parata da parte di Bojenko, che cerca di far rifiatare le proprie compagne, adesso andrà con un rinvio centrale, palla verso Trevisan che non riesce ad agganciare, però aggredisce il pallone e riesce a riconquistarlo. Ancora si lotta in mezzo al campo con il fallo a favore del Trento conquistato da De Pellegrini. L'unico buono sta quell'organizzazione è quello cambista. No, Tirone. Va il Trento con la palla in mezzo, attenzione, occasione ghiotta per il Trento, si fa valere la difesa veneta. Adesso il Veneto cerca di ripartire con la palla verso Tollardo, non riesce a controllarla, fase piuttosto confusa del match, riesce a stoppare il pallone, il giocatrice del Trento, ancora De Pellegrini, va De Pellegrini in solitaria, cerca di fermarsi, è aggredita dal Lago, palla che va in rimessa laterale per il Trento che cerca l'assalto, viene fermata però con Trevisan che conquista il pallone. Adesso De Muri punta la difesa del Trento, riesce ad andare via, per l'arbitro non c'è nulla, si continua a giocare, la palla buttata fuori da Marchesin, ancora a terra De Muri, l'arbitro si va a sincerare delle condizioni della giocatrice che però si rialza, quindi si può proseguire con la rimessa laterale a favore del Trento con De Bortoli pronta a batterla. Ancora il Veneto con Guizzo che cerca il gioco di magia, viene fermata però da Pagnoni. De Muri classe 2006 del Real Vicenza, autrice del secondo gol, va via ancora, cerca di andare via, rimbalzo della palla sempre a favore del Veneto con Trevisan che si destreggia, padrona veramente del centrocampo quest'oggi. Prestazione alla Pogba per Trevisan. Adesso va De Pellegrini, sbaglia però, attenzione con Tollardo, la parata da parte di Bojenko, molto attento in questa situazione. Tollardo non indirizza alla perfezione il pallone verso la porta del Trento e quindi il punteggio rimane su 2-0 con la palla nelle disponibilità di Bojenko che rinvia il pallone. Ancora il colpo di testa da parte del Veneto con Trevisan la passa all'indietro per con la palla che è ancora nelle disponibilità di Guizzo che però viene fermata dalla difesa ottimale della giocatrice del Trento. E allora ancora De Muri per Marchesin, ci prova Guizzo, ancora Guizzo, ora la palla verso Pagnoni la gira verso l'esterno, manovra piuttosto lenta del Trento che non riesce ad aggredire, però bravissima qui la giocatrice del Trento che va via, sbaglia per il passaggio che viene intercettato. De Pellegrini
verso Scarazzini, che però viene anticipata, ed ecco De Pellegrini ancora che si fa valere, ma c'è ancora Trevisan con il passaggio indirizzato nei confronti della sua compagna, che riesce a conquistare il pallone. Ancora Dal Lago per Trevisan, ancora Trevisan va all'indietro, riparte la manovra del Veneto, ancora il Veneto all'attacco, palla verso De Muri aggancia il pallone, se la allunga un po', sbaglia, ed è così che c'è la rimessa dal fondo per il Trento. Ecco qui un cambio per il Veneto, esce il numero 19 Tollardo, entra il numero 3 Brigiotti. Cooling break per le calciatrici del Trento, che sfruttano questo momento per rinfrescarsi. Siamo in Sicilia, quindi adesso il sole si fa sentire. La palla ancora nella disponibilità del Trento con Guizzo. Pagnoni si fa anticipare. La rimessa laterale a favore del Veneto, battuta da Marchesin, che rinvia il pallone cercando di trovare la neontrata Brigiotti, che lotta, cerca di conquistare la palla, protetta però da Leali. Rimessa laterale a favore del Trento, nei pressi della propria area di rigore. Ancora il Veneto con Brigiotti bravissima, qui viene fermata dalla difesa trentina, adesso può ripartire il Trento con De Pellegrini, che la gira verso la sua compagna, si destreggia ma sbaglia il passaggio, allora il Veneto può ripartire, però tenta la giocata Girardi, che però viene fermata dalla difesa veneta. Ancora il Veneto sbaglia, qui Trevisan recupera subito, adesso che si aprono degli spazi per Dal Lago la può allargare, sbaglia però, ma riconquista subito il pallone. Dal Lago la gira verso De Muri, la palla va a finire fuori, ed ecco la touche, la rimessa laterale per il Trento. Ecco la battuta, colpo di testa verso la calciatrice del Trento, che si lascia cadere, rimane a terra, la sua avversaria va a sincerarsi nelle sue condizioni. Pagnoni però, il numero 15 del Trento, si lamenta, l'arbitro spiega che non c'è nulla, si prosegue dunque senza indugio con Marchesin prontissima a battere la rimessa laterale. Ecco De Muri che controlla la palla, ancora De Muri verso Sensi, che la gira verso Pasquali, riparte la manovra del Veneto avvolgente. Ancora il Veneto con la palla di De Muri riesce a saltare diverse sue avversarie, cerca di mettere la palla in mezzo, palla troppo lunga, si ripartirà da Bojenko, pronta con il rinvio di Bojenko, palla in mezzo, stacca di testa il difensore del Veneto, palla ancora nella disponibilità del Veneto, che però perde il pallone, anche se poi viene riconquistato proprio dal Lago, ma il Trento riesce a mantenere il possesso. Passaggio qui molto rischioso da parte del Trento, del Pellegrini perde la palla ma poi la riconquista. Ancora
palla per Guizzo adesso del Veneto, riparte subito fortissimo il Veneto con Trevisan. Trevisan cerca la palla d'esterno con un tocco di Pino, non riesce la giocata a Trevisan, che sta comunque disputando un'ottima partita. Ecco De Pellegrini con la palla verso Pagnoni che non riesce ad agganciare. Ecco che Bianchi allora prende la palla con le mani, la passa verso la propria compagna, riparte il Veneto ancora con Guizzo che ha un po' di campo dalla sua parte. Guizzo va con la sua velocità, bravissima qui Guizzo, ancora la subentrata Brigiotti, parte il tiro però decisamente troppo debole, che va a finire tra le braccia di Bojenko. Bojenko è pronta al rinvio, ancora Bojenko. Ancora il Veneto che riconquista il pallone, poi il Trento fischia l'arbitro, a terra c'è una calciatrice del Trento, richiama lo staff medico. Vanno a sincerarsi delle condizioni lo staff, il Veneto ne approfitta per rinfrescarsi e per delle indicazioni tattiche. Il match è fermo. Ecco la sostituzione per il Trento. Riparte la partita. Ancora il numero 18 del Trento che farà la partita. Ancora il numero 10 con Pagnoni, attenzione Pagnoni cerca di mettere la palla in mezzo, si ferma, ancora Pagnoni cerca di superare la difesa veneta, ancora la disponibilità è per lei, ancora Pagnoni combatte, lotta Pagnoni, non riesce però, quindi si va avanti con il Veneto. Ecco Brigiotti che cerca di girare la palla dal lago, Trevisan, ancora Marchesin, sbaglia però qui De Muri, palla per Pagnoni la gira verso l'esterno che cerca di puntare l'avversaria, ancora parte il tiro ribattuto dalla difesa veneta.
Rimessa laterale a favore del Trento, che adesso cerca di attaccare sotto di 2 reti. Ancora il pressing da parte di Dallago, che riesce a conquistare la palla e gira verso Trevisan. Trevisan, ancora lo scambio meraviglioso tra le calciatrici del Veneto, parla per De Muri, attenzione verso Guizzo riesce a passarla a Brigiotti per De Muri, parte il tiro, paratissima, una parata meravigliosa da parte di Bojenko, Denisa Bojenko, deriva dal Garda, una parata veramente molto bella. Alla Garella, ex portiere del Napoli, conosciuto perché faceva le parate con i piedi. Quindi sfiora il 3-0 il Veneto con De Muri, che ha rischiato di siglare il suo secondo gol nel match, ma veramente una parata straordinaria di Bojenko che chiude la saracinesca. Ecco qui un cambio per il Veneto, subentra la numero 10 Grossi, entra la numero 4 Caccaro, De Muri richiama la palla e riesce a prenderla a scambio con la propria compagna, ma la palla è verso il Trento, che riesce a rinviare con De Pellegrini lotta con Trevisan, ma riesce ad avere la meglio la squadra trentina con la palla girata verso l'esterno, riconquistata subito dal Veneto. Ancora la palla girata verso Carraro, che conquista fallo. Il Veneto è pronta a battere la punizione con Marchesin. Ecco, Marchesin mette la palla in mezzo, brava qui il numero 13 Leali del Trento a sventare questa palla inattiva. Adesso sarà Trevisan incaricato a battere il calcio d'angolo per il Veneto, che sta cercando in maniera insistente il terzo gol per portarsi sul 3-0, risultato di 2-0 fino adesso. Trevisan batte il calcio d'angolo, lo batte basso, adesso la palla, ancora fase confusa, ma ancora Trevisan la mette in mezzo, sbaglia però il cross e la palla va fuori. Ancora Bojenko, protagonista in precedenza di una parata strepitosa. La passa sua compagna, parte da basso il Trento con la palla verso palla all'indietro, Leali cerca di andare via, va verso la propria compagna per il Veneto, riconquista la palla, ancora il Trento si fa avanti, bravissima qui con la sua posizione Marchesini, che De Bortoli è pronto a battere la rimessa laterale per il Trento. Ancora il Trento bellissima qui la triangolazione con Pellegrini che conquista la rimessa laterale, battuta adesso da De Bortoli che va avanti. La palla però è uscita, ci sarà la rimessa laterale
per il Veneto che batte, attenzione, De Muri controlla la palla, riesce ad andare via, palla verso l'esterno, adesso quindi può correre il numero 10 Grossi che lascia però alla sua compagna che punta con Brigiotti che però sbaglia il passaggio. Adesso può ripartire il Trento con la palla in avanti, decisamente poco per poter impensierire la difesa veneta che riparte dal basso. Palla adesso Marchesin verso Carraro, punta Carraro, brava qui l'opposizione del numero 18 Scarazzini, del Trento che spedisce il tutto in rimessa laterale. Ecco che il Marchesin batte la rimessa laterale, ora Marchesin con il numero 13 Leali che protegge la rimessa dal fondo a favore del Trento. Riparte da basso il Trento che cerca di avanzare per almeno provare a segnare il gol del 2-1. Ancora il Trento, ma la solita Trevisan si fa sentire sulla palla verso Marchesin per Carraro si destreggia dalla palla verso De Muri, ancora Trevisan, palla all'indietro, Pasquali verso il terzino, verso l'esterno, attenzione, cerca di destreggiarsi, brava qui la Trentina, però la palla è ancora nella disponibilità del Veneto. Ripartenza da basso del Veneto che cerca lo scambio, bella triangolazione con Carraro che cerca di andare via, maglia tirata da parte di Scarazzini, fallo forse di frustrazione. Cambio per il Trento. Esce la numero 7 De Pellegrini, entra la numero 19 Vescovi. Ecco Marchesin che batte la punizione all'indietro per Sensi che la gira a Pasquali. Ancora l'avanzata del Veneto, prende palla Brigiotti che la gira alla sua compagna che cerca di metterla in mezzo, cerca di evitare il calcio d'angolo del Trento, ci riesce dando una rimessa laterale. Rimessa laterale a favore del Veneto che cerca ancora il terzo gol. Ancora Trevisan avanza, gira all'indietro verso Pasquale, ancora per Sensi, ancora per Marchesin va, Carraro avanza, palla verso De Muri, sbaglia però, e quindi rinvio dal fondo. Di rinvio del Trento, palla mancata, ecco qui rimane a terra la giocatrice del Veneto, si scusa il numero 16 Perin, il numero 16 Pellegrini del Trento, con Marchesin che si rialza, per fortuna non c'è nulla, si rialza tranquillamente ed ecco che c'è un cambio, esce De Muri, protagonista assoluta di questa partita, ed entra il numero 5 Coccato, bravissima De Muri.
cambio per il Trento, subentra il numero 20 Zenobi. E si riparte con Pagnoni che lotta, cerca di andare via, però perde palla. Ancora Trevisan, vuole la palla in mezzo, un'ottima idea, però Bojenko fa il suo lavoro. Adesso rinvia il pallone per vie centrali. Ancora il Trento cerca di aggredire la partita, fallo su Girardi e punizione a favore del Trento. Dovevano escere, Pronta il Trento a battere questa punizione. Parte il tiro, Bellaitario, si conclude con un nulla di fatto. Quindi riparte il Veneto con i bianchi, pronta a battere la Pasquali. Avanza con un pallone nella metà campo, ancora dal Lago. Il Trento batte questa rimessa laterale, sbaglia, ma riconquista subito il pallone con Borghesi, palla in avanti, ma sventa tutto il Veneto che cerca di ripartire in contropiede. Ancora la palla per Dallago per Carraro, bravissima Carraro, che cerca di andare via. Adesso si ferma, vede la propria compagna con Trevisan, prova il tiro, ribattuto. Ancora il Veneto, non si ferma qui il forcing alla ricerca del terzo gol. Ancora Trevisan. Adesso con calma il Veneto. Ancora l'avanzata con Grossi che si propone, ma la palla non arriva. Con rimessa laterale per il Veneto, cambio per il Trento, subentra numero 14 Lucchi. Invece è pronto a riprendere con la rimessa laterale a favore del Veneto. Ancora il Veneto, cross in mezzo che però esce, la palla esce fuori. Si ripartirà da Bojenko. Ma il numero 13 Leali, ancora Leali, va Leali, cerca la sua compagna, Carraro non ci arriva, sbaglia però Vescovi. Quindi rimessa laterale che batterà Marchesin. Ancora Marchesin con Trevisan. Ancora Carraro. Subito Trevisan, bravissima qui Trevisan con il gioco di gambe, palla in avanti, fermato però l'attacco da Leali che riesce a spazzare, però riconquista ancora la palla il Veneto con la triangolazione sbagliata. Rimessa laterale a favore del Veneto.
Ancora la ricerca del terzo gol. Si riparte dalla difesa, adesso palla al portiere. Bianchi per Pasquali, ancora avanza il Veneto con lo stop sbagliato da parte di Brigiotti. Il Trento porta in avanti il pallone, Marchesin cerca di rinviare, non ci riesce, ma riesce a conquistare la rimessa laterale. Ancora Trevisan stoppa ultimamente il pallone per Dallago verso Brigiotti che sbaglia, regala la palla al Trento, ancora il Trento perde il pallone. Altro cambio per il Trento, entra il numero 2 Aracena. Riprende la partita dopo la sostituzione con il Trento che cerca di attaccare e conquista la punizione a suo favore. Ancora il punto di battuta che deve essere sistemato dall'arbitro, che è in procinto di fischiare, misura i passi che dividono la punizione dalla barriera composta da una sola donna. Ancora il Trento batte questa punizione, palla in mezzo, c'è la mischia, brava qui il Veneto a sventare, adesso cerca di ripartire in contropiede con la palla di Dallago, palla all'indietro verso Bojenko. Ancora Bojenko, rinvia male, Dallago per Brigiotti, per Carraro che fa partire il tiro, la palla va, finisce fuori. Il numero 8, entra il numero 8 Georgieva. Sostituzione per il Trento. Dopo la sostituzione il Trento è pronto a far ripartire il gioco. Palla ai difensori che scambiano il pallone, avanzata di Leali, palla in avanti, stacca di testa la difesa veneta, ancora il Trento cerca l'avanzata, passaggio, ma il Veneto conquista di nuovo il pallone, recupera la palla con Girardi, ecco subito palla per Pagnoni però si fa rimontare dalla difesa veneta, tenta il dribbling che non riesce ed ecco che Marchesin manda la palla in rimessa laterale. Ancora il numero 13 cerca di andare via, cross in mezzo, palla per il Trento che spreca un'occasione importante. Adesso il Veneto può ripartire in contropiede con il numero 6 Costantini, ancora Costantini, si ferma,
si ferma e temporeggia. Dal Lago, ancora Dal Lago, controlla ultimamente il pallone, ancora Dal Lago, di nuovo per Costantini avanza per Trevisan. Carraro la gira verso Marchesin, sono posizione di Carraro che viene anticipata, rimessa laterale a favore del Trento. Si ferma il gioco con il numero 10 Grossi. Intervento da parte dello staff medico per Grossi. Riparte la partita con il Trento che avanza, viene fermata da Carraro. Ancora il Trento con l'avanzata, ultima giocata di Girardi, parte il tiro, bloccato dalla difesa veneta, ancora Girardi per Pagnoni si ferma, Pagnoni tenta il gioco, tenta la giocata, parte il tiro che però finisce sul fondo. Riparte il Veneto con Brigiotti, ancora il Trento che spazza via il pallone. Brava Dal Lago a proteggere la palla. Marchesin, Carraro, protegge la palla, Carraro riesce ad andare via. Ancora il Veneto adesso con Trevisan che gira la palla dietro verso il portiere. Veneto vicinissima a questa vittoria schiacciante per 2-0, sfiorando più volte il terzo gol. Fallo Veneto. Lo saccio perché sono più forte. Vabbè, non lo so si chiama proprietario. Pasquale, ancora il Veneto con l'attacco sugli esterni, palla in mezzo di Dall'Onga, ancora Trevisan la gira indietro, la gestisce, vicinissima qui la vittoria per il Veneto che avanza ancora con Marchesin, palla verso Pagnoni, cerca di andare avanti, non ci riesce. Controlla l'orologio l'arbitro, siamo agli sgoccioli, ancora il Veneto.
Avanza il Veneto con Dallago prova il tiro, palla fuori. Messa al fondo a favore del Trento dopo il tiro sbagliato dal Veneto. Ancora palla verso Pagnoni. Pagnoni. Fallo da parte di Trevisan. Ancora bravissimo qui il Trento che staff medico in arrivo per Pagnoni del Trento che rimane a terra. Gioco ancora fermo. Si rialza Pagnoni. Siamo nelle fasi finali di questa partita con il Veneto che sta vincendo 2-0. Calcio punizione a favore del Trento. Pronto alla battuta. Batte il Trento con Trevisan che riesce a conquistare il pallone, ancora Trevisan. Recupera subito la palla Leali la mette in mezzo, ancora il Veneto. Finisce qui, il Veneto vince 2-0 per la categoria femminile contro il Trento.